Femminicidio di Montecchio Maggiore, Alessandra uccisa da chi considerava un amico, bandiera mezz'asta nei comuni del Vicentino in memoria di Rita e Alessandra. La famiglia Turrin sembra sapesse che il 38enne Marco avesse una fidanzata fuori Padova, emerge dai contatti avuti in queste ore con i familiari da parte del sindaco di Vigo d'Arzere. Ieri sera a Noventa Vicentino una fiaccolata ha ricordato Rita Menze uccisa nel parcheggio dove lavorava dall'ex marito. 1 migliaio di persone da tutto il Vicentino si è unito nel dolore. All'indomani del blitz contro la Camarra Bibione parla il sindaco di San Michele al Tagliamento Codognotto, sono sconvolto e addolorato. Governo verso il nuovo decreto sull'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati, misura che accoglie via libera delle categorie del sindacato che chiede però tamponi gratuiti. Contro il decreto del governo Augustin Breda, rappresentante sindacale Fiamme dell'Electrolux di Susegana, misura classista, i tamponi devono essere gratuiti altrimenti siamo pronti allo sciopero. Nella notte la schiusa delle prime 9 uova di tartaruga caretta caretta deposte sulla spiaggia di Jesolo, ad assistere all'emozionante evento 200 volontari. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque in primo piano lo avete sentito, la cronaca, femminicidio di Montecchio Maggiore, Alessandra uccisa da chi considerava un amico, bandiera mezz'asta nei comuni del Vicentino in memoria di Rita ed Alessandra. Bandiere a mezz'asta a Vicenza e moltissimi comuni del Vicentino, così le amministrazioni comunali di Vicenza e di molti altri comuni hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per Alessandra e Rita, 21 e 31 anni, vittime di femminicidio. A Val di Molino, frazione di Montecchio Maggiore, i residenti sono attoniti. La tragedia che ha visto la morte violenta di una giovane mamma, Alessandra Zorzin, 21 anni, ha colpito la piccola comunità. Ma si aspettava una cosa del genere? Sinceramente no. Brutto da vedere, veramente. Una tragedia con un epilogo altrettanto tragico. L'uomo Marco Turrin, 38 anni, che ha ucciso la 21enne braccato dalle forze dell'ordine, si è tolto la vita. Alessandra è stata uccisa a colpi di pistola nella casa che condivideva col compagno di 28 anni in Contraviale, la loro bimba di 2 anni e mezzo. Lei parrucchiera, lui tornitore, erano andati a vivere a Val di Molino da un paio d'anni. A toglierle la vita a colpi di pistola Marco Turrin, guardia giurata, residente a Vigo d'Arzere nel Padovano, quell'uomo che Alessandra conosceva bene, una frequentazione di cui anche il padre di Turrin era a conoscenza. Non ne sapevano nulla invece le colleghe del salone di parrucchiera dove Alessandra stava facendo l'apprendistato e che la descrivono solare e serena. Un'amicizia particolare che le ha strappato la vita nel fiore degli anni. Un colpo al volto, quello sparato da Turrin, che poi si è dato alla fuga. Una caccia all'uomo finita col tragico epilogo a Vicenza Ovest, dove il 38enne si è tolto la vita con la sua Glock. Nelle prossime ore infine è disposta l'autopsia sul corpo di Alessandra. La famiglia Turrin pare sapesse che il 38enne Marco aveva una fidanzata fuori Padova, emerge dai contatti avuti in queste ore con i familiari da parte del sindaco di Vigo d'Arzere. Il paese è sconvolto. Non abbiamo niente da dire, arrivederci. Sono rinchiusi nel loro enorme dolore i familiari di Marco Turrin, che si sarebbero già scusati con i parenti della vittima. I vicini di casa della residence Manzoni in centro a Vigo d'Arzere sono increduli. Per tutti Turrin era un uomo sì riservato e tranquillo, anche se 15 anni fa, sempre a causa di una pistola, si ferì mentre era in auto con la fidanzata. Una famiglia tranquilla, mai abbiamo avuto segnalazioni con i servizi sociali nostri e nessuno si aspettava un fatto di genere. Io stesso sono sconvolto quando, e da ieri sera, insomma, lo sapete benissimo, quando sono stato informato che questa notte ho dormito non molto, perché sono cose che su una comunità non dovrebbero, non su una comunità, nel mondo non dovrebbero succedere. Marco Turrin, guardia giurata, era andato a vivere a Padova per un periodo, poi era tornato dai suoi, che abitano a Vigo d'Arzere da una trentina d'anni. Il sindaco e parlamentare Zordan si sofferma sul fatto che quello che è successo è nato da una persona autorizzata per lavoro a girare con un'arma addosso e soggetta a periodici controlli di salute. Credo che non ci siano spiegazioni, che uno può domandarsi di tutto, ma arrivare al nocciolo e capire perché si fa questo io credo che sia impossibile per tutti, anche i più grandi luminari che studiano il cervello. È difficile, perché dipende dall'attimo, dall'occasione. Certo, lo dico con il cuore, uno ci rimane male.
Ed ora parliamo dell'altro femminicidio avvenuto a Noventa Vicentina. Ieri sera una fiaccolata ha ricordato Rita Amenze, uccisa nel parcheggio dove lavorava. Un migliaio di persone da tutto il Vicentino si è unito nel dolore. I canti, le lacrime, le fiaccole accese che trafiggono un buio disperato. Sono i momenti più intensi, più commoventi della fiaccolata in memoria di Rita Amenze, la trentenne nigeriana uccisa venerdì scorso dal marito nel parcheggio dell'azienda dove lavorava. Ed è proprio qui, in via Fioccarde, a Noventa Vicentina, dove si è consumato l'omicidio, che un migliaio di persone con un lume, tanti lumi che inondano la sera, si fermano per un momento di silenzio, per una preghiera, per ricordare Rita. Ci sono i familiari, gli amici, le colleghe di lavoro e poi una folla di gente venuta da tutto il Vicentino per stringersi in questo momento di dolore, per lanciare un segnale contro la violenza sulle donne a poche ore da un altro terribile omicidio, quello di Alessandra Zorzin. 2 omicidi nel nostro territorio in pochissimo tempo ci stanno veramente sconvolgendo e quindi dobbiamo veramente ripensare a determinati aspetti legati soprattutto alla scuola, legati alla famiglia. Dobbiamo tutti porci degli interrogativi. Domande a cui l'insensatezza della violenza, della furia omicida non può dare risposta. A Noventa, nel silenzio, parlano questi lumi. Un corteo mesto cammina per più di 1 chilometro lungo la statale e poi nelle strade di campagna per portare il suo messaggio. Una fiaccola per dire che la comunità di Noventa, ma non solo la comunità di Noventa, sono contro ogni forma di sopruso, di violenza contro le donne. Tanti sindaci che hanno camminato in silenzio con la fascia tricolore per rappresentare i cittadini di tutto il Vicentino. È stata lanciata una raccolta fondi per aiutare le figlie di Rita che adesso orfane non hanno più nessuno. Il regalo più grande che possiamo fare a Rita in questo momento è di sostenere queste bambine che sono in Africa. La fiaccolata alla fine arriva nel parcheggio dove è stata strappata la vita a Rita. Qui, dopo un momento di silenzio, le colleghe hanno voluto ricordarla, lanciarle un messaggio guardando il cielo. E a Belluno prosegue senza sosta l'impegno contro la violenza sulle donne. Questa mattina Questura e Aspiag Service hanno dato avvio alla campagna per diffondere nei supermercati di Belluno, Calalzo e Cortina il messaggio: la violenza non è un atto d'amore. L'ultimo femminicidio in Veneto risale a ieri. In provincia di Belluno dal 1 gennaio 2021 ad oggi la Questura ha emesso 6 ammonimenti per stalking, 1 per violenza domestica e ha trattato 14 denunce riconducibili alla nuova normativa del Codice Rosso. La violenza di genere da qualsiasi parte la si guardi è un dramma che non conosce fine e per il 70% dei casi riguarda le donne. La Polizia di Stato e le forze dell'ordine si impegnano moltissimo su questo fronte, sia sotto il profilo investigativo che preventivo. Il profilo preventivo può essere affrontato con tutta una serie di misure di prevenzione che sono veramente utili e sarebbe opportuno che le persone veramente le conoscessero. La nuova campagna lanciata oggi intende perseguire lo scopo della diffusione capillare, innanzitutto dei numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità e poi a riconoscere le diverse sfaccettature della violenza. Nell'opuscolo presentato da Questura di Belluno e Aspiag Service, titolare dei marchi Despar, Eurospar e Interspar, sono racchiuse informazioni preziose destinate alle donne che nei supermercati sono di casa. Grazie intanto alle questure, perché con questo progetto e nello specifico sulla violenza di genere noi diamo l'opportunità con un piccolo opuscolo di poter dare un'informazione reale a chi ne ha necessità, non solo a chi oggi vive in un momento di difficoltà o pericoloso, ma soprattutto anche per cercare di informarsi. Un problema serissimo che va affrontato a tutto campo e quindi questa iniziativa di Despar è un'altra iniziativa utile per poter affrontare sotto il profilo dell'informazione, perché il cambiamento deve essere di conoscenza di quello che si può fare e poi
da un'altra parte un cambiamento culturale. Eliminare stereotipi, promuovere la prevenzione, costruire un filo diretto con le forze dell'ordine, i punti attorno a cui ruota la campagna chiamata La violenza non è un atto d'amore, non sei sola, che coinvolge tutte e 7 le questure del Veneto. L'auspicio è che grazie anche a questa iniziativa che amplifica il messaggio contro la violenza sulle donne si possa uscire da situazioni complesse che troppo spesso restano sommerse perché non riconosciute come tali. Ed ancora a cronaca, ma questa volta da Bibbione. All'indomani del blitz contro la camorra a Bibbione parlano il sindaco di San Michele al Tagliamento Codognotto e l'assessore al commercio Arduini. Non c'entra niente certamente con quello che è successo, entra nei giochi per la parte amministrativa come sempre succede nelle organizzazioni delle manifestazioni di Bibbione. All'indomani del blitz dell'antimafia e delle fiamme gialle triestine contro la camorra a Bibbione, che ha portato a 9 arresti, tra cui il presidente di Ascom Bibbione ed ex vice sindaco di San Michele al Tagliamento Giuseppe Morsanuto, il primo cittadino chiarisce la posizione del comune nella vicenda, soprattutto in merito all'organizzazione di eventi e sagre dove la camorra ha messo le mani. Una manifestazione a Bibbione nasce come questa fiera di interesse locale se l'amministrazione ritiene di darne il patrocinio. Mi pareva che era una manifestazione che poteva, a detta di tutta la giunta naturalmente, una manifestazione che poteva dare un po' di vigore a quella zona che oggettivamente era molto poco frequentata dai nostri turisti, soprattutto la sera era praticamente vuota. Così come il Lido dei Pini, così come Pineda, abbiamo ritenuto di accogliere questa istanza di questa associazione Pro Lido del Sole per cercare di ravvivare un po' la vacanza dei nostri ospiti. E sull'arresto di Morsanuto il sindaco commenta. Dispiaciuti ovviamente e anche sconcertati perché voglio dire, un conto è gestire le beghette ogni volta, no, tra le associazioni o gli espositori, ma se mi trasferisco al Luna Park altre cose o se mi trasferisco all'ambulantato o in spiaggia eccetera, un conto è avere sentore di una cosa di questo genere, cosa che non era assolutamente nei nostri pensieri. Presente anche l'assessore al commercio che, intercettata telefonicamente, dopo essere stata avvicinata dal capo degli ambulanti campani che voleva comandare sulle sagre, si era sfogata col comandante della polizia locale dicendo: qui non siamo mica a Scampia. Ho ricevuto questa telefonata dopo essere stata fermata da un altro soggetto al mercato, ho ricevuto questa chiamata da un numero che non conoscevo, ho risposto, dove mi è stato detto che il giovedì prima, nonostante la nostra delibera, erano presenti degli operatori del commercio. Io ho detto che avrei riferito al comandante della polizia locale, ma poi la discussione insomma era un po' degenerata perché comunque si erano arrabbiati, si era arrabbiato, mi diceva ma se lei non è capace parliamo con il sindaco. Io a quel punto devo aver detto va bene, puoi parlare anche con San Pietro, le cose ormai sono state fatte, sono fatte così, però prendo atto della sua segnalazione. Ed ora ci spostiamo nel Padovano, insulti e minacce di morte al sindaco di Campodoro, potenziata la vigilanza dei carabinieri. Insulti, sproloqui e il disegno inquietante di una pistola con dei proiettili, destinatario delle minacce il sindaco di Campodoro. Lunedì Gianfranco Vezzaro ha scoperto la missiva minatoria all'interno della sua cassetta delle lettere. Poco lontano abita anche il presidente del consiglio comunale, anche a lui 2 giorni dopo è stata recapitata una lettera di minacce. Ho trovato queste liste, erano delle liste usate, quindi aperte, con una lettera all'interno che riportava una serie di minacce. Diciamo che la lettera più pesante è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio, dove era raffigurata una pistola con 3 proiettili, appunto con scritto "questi sono per te". Il comune è piccolo, appena 2.600 abitanti. Nei giorni scorsi sui social c'era stata una polemica per il posizionamento di un'antenna di una compagnia telefonica in zona industriale. Polemica smorzata perché le concessioni non le fa il comune ma sono statali. Poco dopo però sono arrivate le minacce. I carabinieri di Mestrino hanno acquisito le immagini delle telecamere vicino alle case del sindaco e del presidente del consiglio comunale e hanno potenziato la sorveglianza. C'è tanto della sorveglianza che prevede appunto il passaggio più volte dell'auto dei carabinieri, quindi diciamo più l'attenzione sulla nostra abitazione. Il sindaco Vezzaro ha ricevuto anche la solidarietà del prefetto.
Ed ancora cronaca, una 39enne è stata arrestata dai carabinieri, aveva chiesto quasi 10.000 euro ad un coetaneo, altrimenti avrebbe diffuso delle foto hard che i due si erano scambiati. Prima 3.000, poi 6.500 euro, denaro che una 39enne vicentina aveva chiesto ad un coetaneo trevigiano, minacciandolo che se non le avesse consegnato i soldi avrebbe diffuso delle foto intime che i due si erano scambiati. Il tutto inizia quando la donna contatta con una scusa l'uomo, prima tra i due solo dei messaggi, poi anche le fotografie hard. Un giorno decidono di incontrarsi in un locale e in questa occasione la 39enne chiede un aiuto economico per sostenere delle spese personali. Di fronte al rifiuto dell'uomo scatta la minaccia di diffondere le istantanee. A quel punto la vittima consegna la somma pattuita, ma pochi giorni più tardi arriva dalla donna un'altra richiesta, stavolta di 6.500 euro, accompagnata dalle stesse minacce. Un copione che si ripete una terza volta, ma a questo punto il 39enne decide di sporgere denuncia ai carabinieri di Vittorio Veneto, che identificano la responsabile con alle spalle precedenti simili. La donna nei giorni successivi continua con le sue richieste, arrivando addirittura ad inviare alla vittima una foto della sua abitazione con ulteriori minacce di diffondere le foto in giro per il paese, facendole arrivare anche ai suoi familiari. Il giorno concordato per lo scambio del denaro, però, all'appuntamento si presentano anche i carabinieri che arrestano in flagranza la donna per estorsione. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Domani a Venezia è previsto l'arrivo della ministra Marta Cartabia in Corte d'Appello per fare il punto sulla riforma della giustizia. Previsto nelle prossime ore a Venezia l'arrivo della ministra di Giustizia Marta Cartabia, visita e incontro dalle 10.45 per fare il punto sulla riforma della giustizia con i capi degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Venezia. Il personale giudiziario lavora da anni in carenza d'organico che va dal 36 al 50%, con il rischio che saltino interi processi e termini processuali. L'appello è lanciato da tempo dai sindacati. Sono state molteplici le denunce, scrivono, carente il personale di magistratura e così il personale giudiziario, con percentuali che oscillano tra il 40 e il 50%. Negli uffici della Procura, Corte d'Appello e Tribunale, uffici smembrati in 5 palazzi con causa delle condizioni disagevoli che contribuiscono anche alla fuga del personale amministrativo e ancora mancata riqualificazione giuridica ed economica, mobilità bloccata tra le amministrazioni, cui si aggiunge l'aumentato carico di lavoro. Sarà celebrata sabato prossimo, 18 settembre, a Mestre, la commemorazione in suffragio per Federico Lugato, l'escursionista 39enne ritrovato morto in Val di Zoldo. Lunedì scorso sarà al Palazzetto del Pattinaggio del Parco Bissuola alle 16, così la moglie Elena Pancera su Instagram. Federico, veneziano ma residente a Milano, in vacanza con la moglie Elena nel Bellunese, è stato trovato lunedì mattina 13 settembre nella località Monte San Sebastiano dopo 18 giorni di ricerche senza esiti. Straziante la lettera di addio della moglie che ha lottato per ritrovarlo. Ci siamo scelti ogni giorno, ha detto. E cambiamo argomento. Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio per i lavoratori, decreto approdato al Consiglio dei Ministri, d'accordo le associazioni, i sindacati, ok, ma tamponi gratuiti. Il nuovo decreto introduce il Green Pass nel mondo del lavoro, dalle colf alle partite IVA, previste sanzioni da 600 a 1.500 euro, sia per chi non mostra il certificato verde, sia per chi omette i controlli. È quanto avrebbe spiegato il governo nel corso della riunione con regioni, comuni e province. Tamponi per ora a prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti, 8 per i minorenni. La parola è passata ora al Consiglio dei Ministri, un provvedimento discusso ma tutto sommato che trova l'approvazione da parte delle associazioni e delle istituzioni. È l'unica strada obbligata, non c'è alternativa. Di fronte a questo, se la motivazione, se lo spunto, se la condivisione non è servita per raggiungere i numeri necessari al Paese, bisogna intervenire, è uno stato d'emergenza, ci sono pochi ragionamenti da fare, bisogna intervenire
con l'obbligatorietà. Io sono d'accordissimo, guardi, già noi in Camera di Commercio da metà agosto chi entra in Camera di Commercio deve essere munito di Green Pass oppure di avere un attestato che è negativo al Covid, perché questo ci rende più tranquilli, sereni nel lavorare e soprattutto ci mette nelle condizioni di non chiudere l'impresa, di non chiudere l'attività. Oggi attraverso lo strumento del Green Pass, che quindi è quello strumento che incentiva alla vaccinazione i nostri cittadini, che per quanto riguarda la mia città sfiora l'80% come percentuale, guardiamo al futuro invece con ottimismo, senza pensare a ulteriori chiusure. Il coro è unanime, le aziende e le attività devono rimanere aperte, non solo. Questa è una sfida commerciale, guardate, non è una sfida che si può prendere alla leggera, assolutamente. Abbiamo il problema del costo delle materie prime, il problema che non troviamo manodopera e per la ripartenza è veramente un handicap questo. Sindacati favorevoli anche se puntualizzano. Noi siamo perché si estenda a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini e non a tutti i lavoratori e basta. L'esempio classico, l'idraulico che ti viene in casa deve avere il Green Pass e se deve avere il Green Pass chi lo controlla? Ma rimane la questione tamponi sulla quale i sindacati non fanno retromarcia. Noi chiediamo invece che non si possano mettere nelle condizioni i lavoratori di sostenere i costi del tampone, quelli che devono fare il tampone perché non sono vaccinati. Controcorrente rispetto alla posizione dei sindacati, quella del rappresentante sindacale FIOM CGIL dell'Electrolux, Augustin Breda, che dice o i tamponi saranno gratuiti o sciopereremo. È duro Augustin Breda, storico rappresentante sindacale FIOM CGIL dell'Electrolux di Susegana. La bozza del nuovo decreto sull'estensione dal 15 ottobre del Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati non va proprio giù al sindacalista. Per poter lavorare, se uno ha deciso di non vaccinarsi, in una fase, come dico, tra l'altro di regressione, ha deciso di non vaccinarsi e per non vaccinarsi rischia di non poter avere un reddito, di entrare al lavoro, cioè le ritorsioni, le discriminazioni sono di questa portata, io lo trovo come sindacalista, come cittadino e come lavoratore un aspetto inaccettabile. Ma a non piacere a Breda, che specifica essere vaccinato e in possesso del Green Pass, è il capitolo dedicato ai tamponi a pagamento per chi non vorrà immunizzarsi. Ma se il decreto dovesse avere quelle caratteristiche, nel caso dell'assenza del tampone il rischio o del licenziamento o della sospensione totale dalla retribuzione, l'impossibilità di avere i tamponi, è anche una misura classista, perché chi ha i soldi si può permettere i tamponi e chi non li ha no. Dura anche la presa di posizione nei confronti dello stesso sindacato. Trovo debole la posizione sindacale che dice tamponi gratis, ma se non succede non dice niente. Ecco, questa roba qui io non la capisco perché la trovo uno strumento profondamente ritorsivo contro i lavoratori. Se come richiesto dalle sigle sindacali non si dovesse arrivare alla gratuità dei tamponi, per Breda l'unica strada è lo sciopero. Io credo che tutto il sindacato dovrebbe ribellarsi, compreso il sindacato che dice giustamente che i tamponi devono essere gratuiti, ma se poi non lo saranno dovrebbe fare un passo in più, perché se no dichiara una cosa e non fa nulla, e questo a me sembrerebbe un modo strano di far sindacato. Dopo 68 giorni di monitoraggio costante, nella notte la schiusa delle prime 9 uova di tartaruga caretta caretta deposte sulla spiaggia di Jesolo, ad assistere all'emozionante evento 200 volontari. Eccoli, sono i primi 9 tartarughini nati a Jesolo ieri sera dalle 82 uova che lo scorso luglio erano state deposte sulla spiaggia da un esemplare di tartaruga marina caretta caretta. Un evento eccezionale perché fino ad ora non si era mai verificata una schiusa così a nord nell'Adriatico. Le uova sono state costantemente monitorate dal 9 luglio dai ricercatori del CERT dell'Università di Padova e dai biologi di ARPAV con il supporto di oltre 200 volontari. Fortunatamente un nostro tesista e anche bagnino proprio qui in questa torretta sta seguendo da 2 mesi questo nido, questo sito, e proprio oggi ci ha chiamati per avvisarci che si era formato il cono. Il cono si forma quando la prima tartaruga e anche poi le successive, ma in questo caso la prima, si schiude e gratta la sabbia in modo da uscire.
E proprio in omaggio allo studente Luca Celotto, il primo tartarughino che ha raggiunto il mare è stato chiamato come lui, instancabilmente presente e operativo sul sito di nidificazione e che sarà appunto oggetto della sua tesi di laurea. Le operazioni di accompagnamento dei piccoli verso il mare hanno richiesto una particolare attenzione e la sorveglianza del nido prosegue perché la schiusa non è ancora terminata e nelle prossime ore potrebbero nascere altri tartarughini. La cosa più importante da fare è mantenere la distanza, non cercare in nessun modo di interagire con gli animali e nel caso in cui si ritrovassero delle piccole tartarughe disperse o disorientate nella battigia o anche più su verso la città di Jesolo, chiamare immediatamente il 1530 che è il numero delle emergenze della Guardia Costiera. Quindi anche per collaborare con il lavoro degli esperti è importante non disturbare, non emettere suoni e soprattutto nessun tipo di inquinamento luminoso che può disorientare ancora di più queste piccole tartarughe. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore causerà tempo instabile nella giornata di venerdì 17 settembre e almeno per il momento pare che sarà così anche nel prossimo fine settimana. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni variabili, parentesi più asciutte e soleggiate alternate a momenti decisamente più perturbati con piogge sparse e intermittenti che interesseranno gran parte della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui temporali piuttosto diffusi, intervallati soprattutto nel corso del pomeriggio da locali schiarite. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 22 e 26 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche qui tempo incerto con qualche precipitazione specie durante le ore diurne. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.